La gioia dell'assessore all'ambiente della città di Chioggia Serena De Perini è tangibile nelle parole sul post nella sua pagina di Facebook con cui annuncia la nomina da parte della Regione Veneto di Chioggia come ente gestore delle Tegnue. Un grande lavoro di squadra ha portato a questo risultato, continua ringraziando il sindaco Mauro Armelao per averle affidato questo incarico, sapendo quanto ci tenesse. Ha poi continuato ringraziando il consigliere regionale Marco Dolfin e la Regione Veneto per l'aiuto e l'impegno, l'Ufficio Ecologia e Ambiente per averla seguita passo dopo passo in questo percorso e un doveroso grazie continua a Piero Mescalchin per averci sempre creduto ed aver trasmesso l'entusiasmo anche a chi là sotto non c'è mai stato. Siamo pronti, adesso c'è tanto da fare, ma finalmente possiamo dirlo, le Tegnue sono tornate a casa. Grazie quindi da parte di tutta Chioggia all'assessore, per la quale questo è stato un incarico di cui si è presa a cuore dal primo istante, riuscendo a vincere le perplessità e le diffidenze, riuscendo a ottenere, come lei stessa ha commentato, senza riuscire a trattenere la gioia, un risultato straordinario per la città.